eccoci qui. Buonasera cari amici, siamo ancora qui, Ilde e Marietta Veneziano, e vediamo un po' questa sera Ilde cosa ci dice di nuovo. Buonasera a tutti, intanto e ben ritrovati e grazie per aver scelto di trascorrere il tempo in nostra compagnia. Saluto ovviamente tutti quelli che si aggiungeranno nel corso della diretta, ma anche le persone che guarderanno in differita questa registrazione, quindi ben trovati. Siamo molto contenti di poter trascorrere un po' di tempo insieme e dedicarvi appunto mezz'ora per le risposte gratuite con le sibille. Intanto come state? Siamo contenti insomma di essere di nuovo qui. Abbiamo saltato purtroppo la scorsa settimana per imprevisti tecnici, non siamo avuto dei problemi riusciti. tecnici, ma abbiamo cambiato la situazione e oggi dovremo essere sul pezzo come Esatto, oggi ci siamo qui per voi. Ho cambiato mascherina. Ecco, abbiamo buttato quella vecchia, va. Poi un icon più Snoopy che ci darà una mano a rispondere alle domande. Sì, io sono venuta col gufo, non si vede? Lei buffa, io invece snooperizzo. No. Allora, cari amici. Va bene, il vecchio Vabbè, non facciamo vedere i balconcini. No, adesso vabbè, andiamo avanti. Spieghiamogli un po' cosa facciamo, perché molte persone ci hanno contattato per vedere come fare domande a destra e a sinistra, però noi prima di tutto dobbiamo spiegare anche di cosa trattiamo. No? Prima di tutto parliamo di una cosa che pochi, 250, mica tanto, ormai sono in tanti a conoscere il sito. Devo parlare del sito? Certo, www.ilcapitano.altervista.org. Se digitate questo indirizzo sulla barra degli indirizzi di internet vi si apre questa schermata. Questo è il sito a cui ci riferiamo ogni volta durante le dirette, è il sito che ha fondato il Marietto nel 2015. Io mi sono aggiunta, diciamo così, qualche tempo dopo con altre condivisioni e altri progetti, ma il sito nasceva principalmente con la divulgazione di quella che è la radionica. Quindi se non sapete cos'è la radionica, allora vi invitiamo ad andare a curiosare proprio su questo sito, ripeto, www.ilcapitano.altervista.org. E dite che mi manda il Marietto. Sì, vabbè, li mandiamo da noi, perché mandiamo da noi, va. Questo sito contiene moltissime sezioni da cui potrete scaricare materiale in formato gratuito, materiale in PDF, quindi sono tutte raccolte che potete scaricare e stampare. In ogni raccolta trovate un insieme di circuiti per poter fin da subito cimentarvi nell'uso delle frequenze e delle onde di forma. Tipo questa, il 4 Esatto. luglio, questa è stata l'ultima nostra creazione. Una trentina di circuiti gratuiti funzionanti, e infatti riceviamo spesso e volentieri ringraziamenti di persone che utilizzano questi circuiti qui. Certo, ma spesso e volentieri anche domande. Vi ricordiamo che se ci contattate nel canale privato, quindi tramite Telegram o WhatsApp ai nostri numeri di telefono, per domande riguardanti i circuiti, bene, non possiamo, proprio perché la natura e il numero di domande che ci giungono privatamente diventa difficile da gestire tra chi ci scrive da Facebook, quindi in privato noi riserviamo il nostro tempo e la nostra disponibilità per consulti professionali, il che significa che comunque se avete delle domande di radionica, radiestesia, volete essere seguiti, istruiti, eccetera, siamo comunque in grado di organizzare e pianificare un piccolo percorso. Se pagano, noi ci siamo sempre. Sì, ma purtroppo per domande di questa natura vi ricordiamo che abbiamo già messo online nei nostri canali YouTube tantissimi video di condivisione. Quindi come potete muovervi per cominciare subito? Però io parlerei prima anche del nostro sponsor, Viventi, che ci aiuta. Proprio momento tempismo perfetto. Mentre però, parlavo di altro. Però
Vabbè, Viventi è lo sponsor che ringraziamo tantissimo, perché grazie al suo contributo, alla sua collaborazione e a, diciamo così, ai proventi di quello che è il suo venduto tramite le sue creazioni artistiche, sostiene il nostro canale e ci consente di mettere questo tempo a disposizione gratuita per tutti. Quindi grazie Viventi. Grazie, se vi Viventi. interessa il suo lavoro, cercate su TeePublic Super Bottino 96, troverete un sacco di magliette, felpe a tematiche sociali. Questo disegno che vedete in sovraimpressione l'ha sviluppato appositamente per noi, per esatto, concentrare un po' quello che è il succo. Il succo. Boh, abbiamo Esatto. detto tantissimo di Viventi, adesso parliamo del nostro cavallo di battaglia, ma mettilo pure online. Volevo dire a tutte le persone che entreranno e approfitteranno, diciamo così, di quello che è stato divulgato gratuitamente tramite il sito, quindi scaricheranno il materiale eccetera, che per mettersi subito in riga o comunque in carreggiata per capire come si usano i circuiti, possono andare di pari passo con i nostri video condivisi gratuitamente sul canale YouTube. Quanti ne hai sul canale? Un 900 erotti video ho sul mio canale YouTube. Certo, ho fatto tantissime dirette, tutti i video delle dirette sono rimasti comunque online, ma nella playlist, quindi se andate nella home del mio canale YouTube, potrete selezionare il link della playlist, si apre una schermata dove vedete tutti i video che ho raccolto per argomento e che ho condiviso nel corso degli anni. Esatto, sì. Quindi sicuramente troverete oltretutto anche proprio i video di radionica e di radiestesia. Nella sezione radionica troverete tutti i video di spiegazione collegati alle dispense del sito, quindi fin da subito potete scaricare il materiale gratuito, andare sul canale YouTube del Marietto Veneziano, sul mio canale YouTube, cercare nelle playlist i video di spiegazione e già avete a disposizione moltissimo su cui cominciare fin da subito a conoscere e ad approfondire questa disciplina che è la radionica e che usa le geometrie, le onde di forma, le frequenze per influenzare la nostra vita. E ovviamente non ci occupiamo solo di quello, apparteniamo insomma alla tradizione ermetico-cabalistica. Il ciondolo che vedete in sovraimpressione è, come ha detto il Marietto, il nostro cavallo di battaglia, perché è un condensato di non solo quello che è il nostro, diciamo così, percorso di iniziazione, percorso di alta magia cerimoniale e cabalistico, quindi tutto quello che è il nostro potere di conoscere, diciamo così, quello che sono le gerarchie celesti. C'è un condensato quindi di influssi più che benevoli nel ciondolo, stiamo parlando di schiere angeliche, quindi dello spettro della polarità positiva e luminosa, poste nella massima armonia e equilibrio, quindi il fatto che siano presenti tutti i livelli di coscienza distribuiti armoniosamente in questo ciondolo permette di armonizzare ogni aspetto della propria vita. In più, quindi già l'influsso del ciondolo così com'è è molto importante, ma non è questo che lo rende così speciale. A renderlo speciale, perché chiaramente possono trovare un ciondolo con le incisioni online anche a un altro prezzo, ma quello che lo rende speciale è il lavoro che abbiamo fatto di programmazione sul ciondolo. Quindi c'è un lavoro che dura quasi un mese per rendere il ciondolo quello che è, perché l'abbiamo caricato di moltissimi programmi di natura difensiva e protettiva, quindi protezioni nei vari livelli e a 360 gradi, dalle protezioni occulte, quindi tutte le persone invidiose, gelose, tutte le persone che pensano di attaccarvi con ritualistiche, eccetera. Beh, sappiate che questo ciondolo ve lo spesso, quindi se anche si dovessero industriare, affannarsi a vita, magari vi fanno un po' di solletico, ma più di tanto non vi toccano. Quindi questo è un bellissimo. Esatto, poi parliamo dei sigilli che ultimamente, visto che la situazione diventa un po' ballerina con la un po' russa, impegnativa, allora noi abbiamo optato per i sigilli di Mosè. Perché Mosè? Perché Mosè era un tipo che la sapeva lunga, non era solamente un predicatore della domenica, era anche un generale dell'esercito, e quindi quando ha istituito o ha divulgato questi sigilli, chiaramente
non era certamente uno da sottovalutare, no? Diciamo che era un peso da 90, un calibro da 90, diciamo. Beh, no? molti sanno, e viene descritto più volte nella Bibbia, che Mosè girava con questo bastone, che poi esiste come la spada del comando. Era completamente inciso da stringhe con questi caratteri, ad esempio qua in sovraimpressione vedete alcuni esempi, no? Di nomi, diciamo così, stringhe di nomi e caratteri di lettere ebraiche, Esatto. o comunque dell'alfabeto cabalistico, incisi su questo bastone, che permetteva quindi di compiere prodigi e meraviglie. È molto importante e antica come tradizione quella cabalistica, e quindi prima ancora dei sigilli salomonici, che sono nettamente più famosi per questioni di popolarità, anche perché li mettiamola così. pubblicizziamo anche noi. Esatto. I sigilli di Mosè sono circa 6.000 anni più antichi rispetto ai sigilli di Salomone, e comunque sono gli antesignani della nostra tradizione cabalistica talismanica. Quindi sappiate che ognuno di questi sigilli si rivolge a un intero livello di coscienza, quindi troverete i sigilli dei troni, i sigilli delle virtù, delle potestà, delle dominazioni, quindi ci sono oltre 20 sigilli fra cui scegliere. Quindi se avete l'imbarazzo della scelta, perché c'è effettivamente fra quelli salomonici, fra quelli di Mosè, vi consigliamo sempre un consulto privato proprio per individuare dove sono i blocchi, sia attraverso l'indagine alle sibille piuttosto che al pendolo, ma anche tramite lo studio astrologico. Quindi si va a capire qual è la pecca, qual è la falla del sistema da tamponare e correggere, oppure dove possiamo intervenire e operare per sbloccarvi e portarvi a un'altra forma di realizzazione, che chiaramente si prospetta più luminosa. Bene, detto questo, io direi rispondiamo. Amici, lo Snoopy lo Snoopy mi ha chiesto come si dice, una aspirina, perché sì? Sì, perché lo Snoopy qui è stato tante volte, sento questo pippone, mi dice: senti Mary, ma non è che puoi darmi un'aspirina? Io dico: guarda il gufo, impara il gufo che sta zitto, non dice mai niente. È saggio, ma lui vuole scappare, vedi come andasse. Io dopo la metto in lavatrice, così impara, gli lavo la lingua. Va bene, dai, cominciamo a rispondere, che non ne possono più. Non ne possono più. Se avete scritto la domanda e siete rimasti in attesa di essere... è una bella domanda della nostra Maia Badolati. Fa le magliette con i circuiti. Il nostro sponsor lo metteremo sotto. Gli daremo sotto idea. Perché se lo merita il futuro. Ma noi tempo fa su Redbubble avevamo messo una maglia con il circuito della croce cosmica, quindi sì, perché no, probabilmente ci muoveremo anche in quella direzione. Bene, detto questo, cosa ne pensi di questa, Topolo? Sì, sappiate che nella diretta tutti hanno una chance almeno una volta nella vita di ottenere gratuitamente una risposta, quindi ovviamente diamo sempre priorità viventi. Diamo sempre priorità a quelle persone che ancora non hanno avuto modo di sentire, non hanno ancora avuto la fortuna di sentirci, chiaramente. E dai, quindi rispondiamo. Però ci devi essere, cioè nel senso, non è che butti la domanda, poi vai a fare Allora Luisa, se il risotto alla zucca. Tipo quello che mangeremo noi per cena. Sì, vado a prendere il berretto, dopo vi presento il berretto del Marietto quando fa i fornelli, dai. Allora, quindi Luisa, dici solo se ci sei, per favore dacci un segno, perché altrimenti passiamo a un'altra domanda, abbiamo necessità di capire, insomma, che... Eccomi qui la Luisa. Brava Luisa, allora ripeschiamo la sua domanda. Vediamo un Luisa, buonasera, sono Luisa, nata il 10 maggio del 77. Volevo sapere se avrò una nuova conoscenza che porti ad una storia seria. Grazie. Ok. Io vado a mettermi Quindi supponiamo tu sia single. Tu vai a metterti la divisa dello chef. La divisa, perché non mi cucino solamente i nemici dei miei clienti, ma mi cucino anche i risotti. Sì, ma anche i nostri nemici. Il cuoco. Il cuoco in certi ambienti. Sì. Allora, Luisa, concentriamoci sulla tua domanda e vediamo se si prospetta un nuovo incontro o una conoscenza che porti ad una relazione seria. Allora, bene, giro affinché siano visibili. Bene, allora Luisa, Belvedere donna maritata, sicuramente
è un taglio di aspettative, di ricerca, è come se in fondo desideri proprio finalmente, essere di nuovo in relazione. La donna maritata del resto è la compagna, la moglie ideale, la mamma di famiglia, quindi sicuramente parla di un ruolo, e quindi dell'aspettativa, della ricerca. Vediamo un pochino. Allora, non so se, sono tutte ben visibili, ma, dopo ti metterò le carte del responso comunque in primo piano, quindi, pazienza se qualcuna attualmente è sacrificata. Allora, linea del passato, quindi già nel passato, la prima riga, okay, si vede una situazione dove, diciamo così, sei stata parecchio coinvolta con una persona che ti ha lasciato per lungo tempo emotivamente ancora agganciata, innamorata, Insomma, la cucinata, probabilmente sì. la E rosolata. nonostante per qualche ragione si sia chiusa quella relazione dove effettivamente c'era un grande Mm. trasporto sicuramente da parte tua, e quindi una chiusura Eh, non per tua volontà, questa persona comunque è tornata, ma sai, non sì, sei stata contenta, ma non abbiamo i segni di uno sviluppo che poi sia andato avanti oltre appunto mm, questa piccola soddisfazione o comunque magari un ritorno più amichevole. Di fatto attualmente nella linea del presente vediamo, ehm, che c'è in ballo qualcosa, quindi vedi proprio la carta dell'allegrezza al cuore, parla di almeno 2 situazioni un po' sì, così. un po' E nascoste però, forse esatto, un siccome po' clandestine, c'è il non ladro si con vede, non si l'amante vede, nella carta chiaroscura. della comitiva, quindi c'è qualcuno che secondo me ha degli interessi che deve nascondere nella cerchia delle amicizie o se frequenti un gruppo di persone, tra queste magari ce n'è qualcuna che ha già degli impegni, quindi il ladro potrebbe indicare che è già ufficialmente impegnato altrove, beh, potrebbe esserci qualcuno che adesso ha un po' questa intenzione di frequentarti, ma clandestinamente. Quindi si vede qualcosina adesso. Qui però cosa ci dice? Okay, costanza, imeneo, Eh, malinconia. Diciamo che questa situazione può avere dei risvolti, ma ti lascerebbe sempre quell'amaro in con la bocca mano sulla in non bocca. ufficialità, su queste difficoltà. Quindi non lo so se effettivamente valga il santo valga la Il salto, candela. bisogna rosolarlo, il Mh. consiglio del Marietto. Anche perché è probabile che a causa di questa situazione, una persona a te cara si allontani, quindi sembra che poi una Mm, amicizia prenda al largo le mm. distanze. E poi io vedo che c'è qualcuno che non è tanto serio, un po' narcisista, Esatto. che gli gira intorno come uno squalo. Quindi potrebbe tranquillamente essere questa persona che piano piano, nel momento in cui ti trovi coinvolta, ti causi prima perdite di amicizie e poi comunque non si Mm. riveli più di tanto affidabile. Quindi fai attenzione Però al perché finale non è male, eh? sì, diciamo che, le carte non descrivono una strada in discesa, descrivono un percorso dove tra qualche tappa Mm. di preoccupazione, così, frustrazione diciamo legata a momenti di nostalgia, dove poi come ti ho detto anche qualcuno prenderà le distanze da te, Mm. eppure Eppur si eppure muove qualcosa, no? eppure a sorpresa A c'è sorpresa c'è un qualcuno che qualcosa lavora. esatto, che si rimedia, che si realizza. Insomma, in Quindi sintesi c'è qualcosa di serio. sì, verrà e forse verrà fuori dall'impensabile, da una persona che potrebbe non essere, Che ti stima molto, vedo che è proprio come carica, sì, ma carica di potrebbe essere una persona che entusiasmo. inizialmente non ti dà tante prospettive e invece potrebbe Invece, sorprenderti mm, con lo sviluppo di una relazione che, corrisponde a quelle che sono i tuoi bisogni e le tue aspettative. Quindi mi sa che, mi sa che c'è qualcosa di qualcosa buono in pentola. anche se nasce un po' così, un po' C'è qualcosa di buono in pentola. Il eh vostro sì, Marietto, visto quando parla di pentole, scusa, eccolo qua, è togli, sul pezzo. Aspetta. sono sul pezzo.
Ecco. Vedete, Marietto è sempre sul pezzo, anche tra una cucinata e un'altra di qualche avversario dei nostri clienti, il Marietto cucina un po' di qua, un po' di là, destra e sinistra. Sì, Bene, sì. siamo sul pezzo. Andiamo avanti, vediamo un po'. Infatti, Vediamo un'altra sì, domanda. confermo. No, perché non è... Sì, poi ha chiesto se era una persona nuova, ma da qua non si deduce una new entry, quanto Eh. piuttosto nella cerchia delle amicizie. Poi magari potrebbe essere qualcuno che non sospetti in questo momento e che poi invece si Un farà avanti. insospettabile. Allora, va bene, passiamo all'altra domanda e vediamo. La nostra? Milena? Sì, va bene. La Milena, ci cuciniamo alla Milena un bel soffrittino. Vado a fare il Allora, soffrittino. ciao, sono Milena, 29 ottobre 71. Volevo sapere se vengo chiamata prima che finisca l'anno 2023 a lavorare nelle scuole, grazie. Va bene. La Milena subito dice... Ha detto che c'è, bravissima, ha capito come funziona, sa che deve dare conferma di presenza. Ok, vediamo un po'. Oh, voglio salutare, ci tengo tanto, scusate, Anna Laura. Anna Laura. Anna Laura, ciao, spero che Ciao, tu sia Anna qui, Laura. ciao e grazie di esserci. Allora, Milena, vediamo, torniamo a lei, 29. Spengo il bimbi? Non me l'hai fatto portare in cantina. No, sto scherzando, no, il bimbi l'abbiamo messo in cantina perché c'è il Marietto e insomma è un bimbetto. Voilà, Ok, vediamo per Milena per se entro il 2023, quindi entro la fine dell'anno, viene chiamata nelle scuole. Scusa, Topi, i ragazzi sono andati? Sì, sono andati, ok. Sono andati. Allora, vedovo vecchia signora, ma sai, sicuramente si è verificato nel corso di questo periodo qualche difficoltà che ti ha portato a rivedere un po' certe scelte. Certi Quindi, progetti, sì. vediamo un pochettino. Qualche pentimento, qualche azione vediamo un pochettino quindi rispetto alla domanda. Ha visto andare via, però costanza, Milena, bisogna ammetterlo. Forse una sostituzione, sai? Non vedo anch'io. Dai, non è male, c'è molta carne al fuoco, anche se io e la Topi siamo vegetariani, diciamo che c'è carne al fuoco. Se proprio dobbiamo dirlo in questi termini, altrimenti non lo so, le patate sulla brace, melanzane arrosto. C'è molta roba al fuoco che sembra che si concretizzi qualcosa, anche se lei però... Beh, allora, iniziamo, sai Milena, le cose si sono molto tirate per le lunghe, quindi sì. È chiaro che c'è nella linea del passato e quindi anche nel clima emotivo prima di questo momento, prima del presente, molto sospirare, molta attesa. Eppure a un certo punto qualcosa ha cominciato a muoversi molto più positivamente. Tu hai tenuto duro, quindi hai resistito, hai insistito e questo sicuramente ti ha permesso di aprire altre strade, altre porte. Infatti, come vedi, arrivano delle notizie, forse legate anche a situazioni che ti portano o a viaggiare o comunque a prendere in considerazione dei cambiamenti per te. Quindi si apre il presente con l'ultima carta del passato che ci consegna qualche notizia. Quindi è arrivato forse una chiamata o un qualcosa non ufficiale. Al presente, quindi può essere che sia la notizia di un cambiamento di posizione in graduatoria, ok? Quindi mettiamo nel mucchio delle possibilità anche questo. Quindi comunque qualcosa si muove. Adesso guarda che sembra che tu venga chiamata per una sostituzione. C'è il ladro, quindi è una chiamata improvvisa e potrebbe riguardare la sostituzione di qualcuno che per qualche ragione non può assolvere alla sua chiamata anche solo temporaneamente. E infatti vedi che finalmente c'è un'occasione di poterti impegnare. Dovrai faticare tantissimo, perché donna di servizio militare dà proprio l'idea di un'energia grandissima che viene immessa. Sì, però la Mili c'è sul pezzo e sembra qualcosa di positivo. Sicuramente ha a che fare con
con appunto una situazione che può diventare via via sempre più solida, stabile. Ma non è vicino, diciamo, No, non è subito vicino, ma si vede già anche da qua. Ah, Qua sì. si vede il cambiamento probabilmente di posizione nella graduatoria, e Mm. qua effettivamente il grande impegno probabilmente confluisce anche nel fatto che per raggiungere il posto di lavoro oppure per organizzarti Sì. dovrai effettivamente impegnarti parecchio. Però c'è, come dire, un risvolto in tutto questo. È un risvolto che si fa via via più positivo e via via più stabile per te. Non vedo ancora il contratto a tempo indeterminato, però ci diciamo che ci ci stiamo avviciniamo a avvicinando, qualcosa, perché anche perché vedo che pensiero, malinconia, quindi ci sono delle preoccupazioni, delle cose che dovrai risolvere, probabilmente che ti affanneranno un pochino, però alla ma fine fedeltà e casa, guarda che è una bellissima conclusione che ci dà molta stabilità e un luogo tra l'altro dove magari può ci si sentirà diventare bene, qui è in una buona posizione, sì. esatto, un luogo per te familiare o comunque che diventa un punto di riferimento nel tempo. Quindi secondo me, a vederla così, non manca molto che si muova qualcosa proprio nella Siamo direzione sul che hai pezzo, siamo chiesto. sul Quindi pezzo. l'inserimento entro il 2023 in una scuola. Se non è scuola questo, che la carta della casa in un contesto lavorativo parla sempre di un edificio, quindi la scuola c'è qui, vedi? Quindi per me è un sì, per me ti stai muovendo bene, va bene? Bene, cari amici, voilà, eccoci qua. Mi è ritornato in versione cialtronesca, però c'è lo Snupesca. Snupeschi. Grazie mille, ringrazio. Bene, sì, sì. Brava, brava Milena, questo è lo spirito giusto, bisogna impegnarsi, non mollare mai. Brava Sappiate Milena. che prima di riuscire tutti sono caduti più e più volte, ma la differenza è stato il numero di volte che si sono alzate, che deve essere una volta in più rispetto alle cadute. Pensate che io risotto all'inizio, ho sbagliato pentola, non ci siamo abbattuti, non pochi ci chili siamo di abbattuti, riso. abbiamo cambiato la pentola e Abbiamo adesso fra capito un che era la po' pentola sbagliata, abbiamo cambiato la pentola, perché l'abito non fa il monaco, però la pentola sì. Allora, amici carissimi, vi ricordiamo l'appuntamento martedì alle 19, stessa spiaggia, stesso mare. Stesso spiaggia, Anche stesso se mare, e lo Snoopy e Windsurf, noi ci siamo, speriamo che ci siate anche voi felici, contenti. Grazie a tutti e alla prossima, quindi a martedì prossimo. Buona serata e vi aspettiamo ovviamente per i consulti.